Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli di questa mattina. Fiaccolata per Francesco Bacchi. Ieri sera a Partinico, nel Palermitano, in tanti hanno preso parte alla manifestazione in memoria del giovane ucciso fuori da una discoteca. La madre dal palco non perdona l'assassino. Ieri i funerali in forma privata. A Catania, dopo il blitz che ha decapitato il clan di Picanello legato ai Santa Paola Ercolano, la Guardia di Finanza delinea i nuovi interessi di Cosa Nostra, basati su usura ed estorsione. Debito ridotto, sblocco delle assunzioni e diminuzione della quota per la spesa sanitaria. Il presidente Schifani traccia un bilancio positivo del suo primo anno di governo. A Messina cominciati i lavori alla condotta Fiumefreddo. L'80% della città resterà senza acqua fino a domenica. Il calcio, oggi il Catania incontra il Picerno, una trasferta insidiosa in cui comunque il Catania tenta il colpo. Nel pomeriggio in campo il Palermo che al Barbera affronterà il Modena. Il Messina invece domani vuole allontanare la zona play-out. Bentrovati. Omicidio a Balestrate, ieri il funerale in forma privata di Francesco Bacchi. Gli amici del giovane dicono è stato impedito il nostro saluto. Lo hanno scritto in una lettera a Partinico, giornata di lutto cittadino. In serata una fiaccolata per dire no a ogni forma di violenza. Marco Gullà. Noi non siamo come loro, ma siamo stati trattati esattamente come loro, anzi peggio, data l'attuale situazione. Hanno affidato ad una lettera la loro rabbia gli amici di Francesco Bacchi, ucciso la notte tra sabato e domenica a Balestrate, nei pressi della discoteca Medusa. Funerali privati per evitare disordini e così tanti amici del giovane non hanno potuto assistere alle esequie. Ciccio è stato ucciso 2 volte, si legge, una volta da quell'essere immondo e la seconda volta dallo Stato, che ancora una volta ha voluto manifestare la sua forza approfittando della morte di un 19enne per scopi alquanto personali. Avete privato lui, si legge nella lettera, dell'essere salutato per come meritava, visto il ragazzo meraviglioso che era, e avete distrutto ancora di più la sua famiglia, noi amici e tutte le persone che lo amavano, non permettendoci di vivere il dolore in santa pace. L'autopsia eseguita sul corpo di Bacchi ha certificato che devastanti sono risultati i traumi al collo e al torace, mentre i traumi in testa potrebbero anche essere frutto della caduta. I medici dell'Istituto di Medicina Legale hanno completato l'esame autoptico, ma bisognerà attendere anche gli esami istologici per stabilire l'esatta causa del decesso, che sarebbe stato provocato, come emerge dal video, da 2 calci sferrati da Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni, arrestato e indagato per omicidio preterintenzionale. E in tanti ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata per Francesco Bacchi. Parenti, amici e cittadini dei comuni del circondario si sono riuniti in piazza a Partinico per un momento di riflessione, per parlare dal palco di quello che è accaduto anche alle mamme vittime delle risse scoppiate, dei ragazzi uccisi appunto a causa delle risse scoppiate in zona. La mamma di Paolo La Rosa, il giovane ucciso davanti alla discoteca Millennium il 24 febbraio del 2020. Poi c'era anche la mamma di Vincenzo Trovato, il giovane di 22 anni ucciso davanti ad un lido di Balestrate ad agosto del 2022. Ha preso la parola anche la mamma di Francesco Bacchi, che non ha avuto parole di perdono né per il giovane accusato di aver ucciso il figlio né per l'avvocato che lo assiste. Hanno preso la parola anche i sindaci di Partinico, Terrasini, Trappeto e Balestrate. Tensione alta per via della decisione di non partecipare di non far partecipare gli amici ai funerali, come abbiamo sentito prima nel servizio. In tanti non hanno accettato la decisione del tribunale di concedere i domiciliari al giovane accusato dell'omicidio, una scelta contestata anche dalla famiglia, appunto sul palco della manifestazione.
Un medico di 35 anni è stato trovato morto all'interno del circuito di Pergusa, nell'Ennese, in una zona dove ci sono attrezzature per praticare lo sport. L'uomo aveva chiamato i carabinieri dicendo che voleva farla finita. Allertati i vigili del fuoco e il 118, i carabinieri hanno setacciato il circuito con le torce prima di trovare il professionista già cadavere. A Catania una mafia silente lavora sotto traccia e senza gesti eclatanti. L'operazione Oleandro ha decapitato il clan di Picanello legato ai Santa Paola Ercolano. La Guardia di Finanza dice usura ed estorsione alimentano gli interessi del malaffare. Ci racconta tutto Tonino De Mano. Decapitato il gruppo di Picanello con 15 arresti ed altri 11 indagati, le attività criminali a Catania del clan Santa Paola Ercolano ruotano attorno al business delle estorsioni e dell'usura, sempre più attività redditizia del malaffare. La conferma arriva dal comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria Diego Serra, che ha firmato l'operazione Oleandro. Abbiamo riscontrato diversi casi di usura dove con un sistema abbastanza collaudato venivano imposti dei tassi usurari tra il 140 e fino al 350%. Si tratta di prestiti di piccoli tagli, un range compreso tra le 500 e le 2500 euro che venivano restituiti in rate settimanali o mensili. Estorsioni ed usura si confermano tra le attività redditizie da parte delle cosche. Diventano anche una forma di reinvestimento dei proventi illeciti derivanti dalle altre attività delittuose. In questo caso chiaramente si trasformano in un'ulteriore fonte di guadagno. L'economia catanese è compromessa da queste attività illecite? Ci sono delle situazioni dove cittadini piuttosto che imprenditori in difficoltà potrebbero in alcuni casi fare ricorso chiaramente a prestiti fuori dai canali ufficiali e questo diventa un pericolo per loro stessi ma anche poi per l'economia legale. L'operazione Oleandro dimostra che c'era una cellula ben radicata a Picanello, ma anche altre zone della città sono vittime, schiave di questa attività malavitosa. Uno degli obiettivi fondamentali di un clan o di un'organizzazione mafiosa è quella del controllo del territorio, pertanto c'è una spartizione del territorio tra i vari clan che insistono nella provincia di Catania. Il clan Santa Paola Ercolano è radicato non solo in città, ma le attività illecite si espandono anche in provincia. Le attività si espandono in ogni territorio in cui si possa fare del business, quindi non solo nella città metropolitana di Catania, ma anche nei comuni limitrofi. Adesso andiamo a Palermo dove il presidente della regione Renato Schifani illustra un anno poco più di governo e racconta numeri benauguranti a cominciare dall'aumento del 10% degli introiti. Maglio Viola. La Sicilia si avvia verso una stagione di azzeramento del disavanzo grazie alle maggiori entrate tributarie e al nuovo accordo con lo Stato che permette anche di diminuire il contributo della Regione alla spesa sanitaria. È soddisfatto il presidente Renato Schifani nel presentare il rendiconto di un anno o poco più di attività di governo della Regione. Nel 2023 le entrate tributarie della Regione Sicilia sono aumentate di ben 1 miliardo e 300 milioni, somma che destineremo a ridurre il disavanzo ereditato dal passato. Ma è evidente che questo trend è positivo, dà il segno di una ripresa economica. E se nel 2024 ciò dovesse ripetersi, destineremo queste ulteriori somme per l'abbattimento delle liste d'attesa, interventi sul sociale, ma anche manovre espansive che guarderà a creazione posti di lavoro guardando al mondo delle imprese. Ma Schifani risponde anche alle tante polemiche degli ultimi giorni, anche quando non riguardano direttamente l'attività del proprio governo, a partire dalla sanatoria edilizia approvata in commissione Arse. Quello che affronta un emendamento inserito nel testo non è un condono aperto e scriteriato, ma tende a rimediare a una confusione legislativa che ha determinato un limbo per gli immobili costruiti a 150 metri dalle coste fra il 76 e l'85, dice il Presidente. Non si tratta di un condono delle coste, ma molto più di un'operazione chirurgica, dice ancora Schifani, precisando comunque che l'argomento non riguarda il governo ma più il Parlamento. Tornando sulla questione proprio dell'esecutivo, invece sottolinea come l'accordo con lo Stato sblocca il percorso per le assunzioni e nel 2024 la Sicilia si doterà di nuovo personale. Nel complesso saranno 1252 i nuovi assunti nei prossimi 3 anni, i primi 655 posti saranno assegnati quest'anno, 262 nel 2025 e 335 nel 2026. Un lavoro che è iniziato ma che deve proseguire nei restanti 3 anni e mezzo di governo dunque. Infine, grazie alle ulteriori
ulteriori risorse disponibili, il governo si prepara ad ampliare la platea degli aeroporti verso i quali applicare lo sconto del 25% ai residenti in Sicilia e un ulteriore 25% in particolare a studenti e fasce deboli. Già in vigore per gli scali di Roma e Milano, la Regione sta facendo i conti e in primavera annuncerà a quali altre destinazioni del nord Italia sarà esteso lo sconto per abbattere il costo dei biglietti aerei. Andiamo a Messina adesso, dove sono incominciati i lavori alla condotta Fiumefreddo. L'80% della città resta senza acqua per 2 giorni. Francesco Triolo. Per almeno 48 ore l'80% delle abitazioni di Messina resterà senza acqua. È stato interrotto questa mattina alle 4 il flusso idrico che dall'acquedotto di Fiumefreddo alimenta la città, così da poter dare il via ai lavori alla condotta che dureranno sino all'alba di domani. Ma per il ripristino dell'erogazione completa occorrerà attendere almeno sino a domenica sera per le zone della città tra il centro e la Riviera Nord, perché l'acqua verrà reimmessa nella condotta pian piano in pressione fino a quando, dopo le verifiche sul perfetto funzionamento, arriverà ai grandi serbatoi di Amam. Questi a loro volta potranno far ripartire la distribuzione alla città solo quando si saranno nuovamente riempiti. Questi lavori sono fondamentali perché stiamo intervenendo su una condotta realizzata negli anni '80 in cui non si è mai intervenuto e quindi sono lavorazioni che occorre fare e bisogna farle assolutamente con il distacco dell'acqua, quindi purtroppo creiamo un disagio, ma è sicuramente per avere un miglioramento nel futuro. La ditta ci sta confermando che siamo nei tempi, quindi entro le 24 ore finiranno l'intervento e quindi inizieremo poi con l'erogazione sabato pomeriggio per poi proseguire domenica e arrivare domenica sera ad avere una regolare distribuzione. Sono oltre un centinaio i tecnici impegnati sui fronti ai lavori all'altezza di Fiumefreddo, del torrente Savoca e di Fiume di Nisi, 10 gli interventi programmati, più altre 7 operazioni minori su impianti e reti e quello più complesso del serbatoio Monte Santo, dove dovranno essere sostituiti 15 metri di tubazione, predisposto un piano straordinario di supporto ai cittadini con autobotti mobili e di punti fissi di rifornimento. A soffrire di disturbi alimentari sempre più adolescenti in Sicilia 37.000 i nuovi casi negli ultimi 2 anni. Le famiglie costrette a viaggi della speranza per mancanza di strutture assistenziali. Ieri pomeriggio c'è stato un sit-in degli studenti universitari sotto la prefettura di Catania per accendere l'attenzione sul fenomeno. Giusy Lazzaro. Anoressia, bulimia, binge eating, disturbi alimentari che travolgono sempre più giovani. Secondo i dati del Ministero della Salute, ad ammalarsi sono i ragazzi sotto i 14 anni. Negli ultimi 2 anni l'aumento è stato del 30%, in Sicilia 37.000 i nuovi casi. E oggi pomeriggio anche a Catania, come in altre piazze italiane, i presidi per accendere l'attenzione sul fenomeno, con le testimonianze di chi sta soffrendo di questi disturbi. Avevo 17 anni, questo perché solitamente l'età d'esordio si attesta durante l'adolescenza, ma sappiamo che da dopo la pandemia il numero di malati di questi disturbi si è abbassato rovinosamente, andando a colpire bambini. E non solo l'età si è abbassata, ma sono tantissimi adesso i maschi, i ragazzi che si ammalano di queste patologie. La Regione resta comunque ultima per offerta assistenziale. 7 i centri dedicati, 3 i day hospital e nessuna struttura di accoglienza. E così le famiglie sono costrette ai viaggi della speranza in altre regioni. I costi sono assolutamente improponibili per una famiglia, perché noi parliamo di cure che circa sono di 6 mesi anche 1 anno, quindi voi immaginate le spese che dovrebbe sostenere una famiglia per mantenere qualcuno ricoverato in strutture che hanno un costo medio di circa 300 euro al giorno. E in genere quando si va fuori si va con un'autorizzazione regionale, la regione quindi copre i costi del ricovero e come si capisce sono costi passivi incredibili. L'azzeramento del Fondo Nazionale per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione del governo nei giorni scorsi aveva fatto insorgere pazienti e associazioni. Così il ministro Schillaci è intervenuto e ha stanziato 10 milioni nel decreto milleproroghe. Al cimitero di Catania parte l'operazione Decoro. Dopo anni di incuria, previsti interventi straordinari nell'obitorio di via Acquicella. Già avviata invece la pulizia e la sanificazione nel deposito delle salme. Tonino De Mano.
L'immagine simbolo è stata da noi documentata poco prima della scorsa ricorrenza dei defunti, con un grosso pneumatico lasciato tra le tombe. Poi la corsa contro il tempo per rendere accogliente il cimitero di Catania in vista dell'1 e il 2 novembre, dove per la verità è stato restituito alla collettività un camposanto più decoroso rispetto al passato. Ora, il cambio di passo dell'amministrazione Trantino, che fin dal suo insediamento lavora per recuperare anni di abbandono e di approssimazione. Stiamo provando a risolvere quelle che sono le numerose difficoltà, lacune del cimitero monumentale di Catania. Lo abbiamo fatto prevedendo quella che è un'attività di pulizia straordinaria, di sanificazione specializzata ogni 15 giorni dei locali di deposito e degli uffici comunali. A breve partiremo a febbraio con la ristrutturazione dei bagni e quindi l'attività verrà estesa anche su questi. È un intervento importante di ristrutturazione, è stato previsto sia per l'obitorio centrale con 300.000 euro di risorse che verranno utilizzate da fine febbraio, e un intervento sugli uffici, sui depositi del cimitero invece di San Giovanni Calermo. Le operazioni verranno effettuate ogni 15 giorni da una ditta in stretto contatto con la direzione servizi cimiteriali del comune, che provvederà a segnalare eventuali specifiche richieste di intervento. I lavori principali riguardano l'obitorio di via Acquicella, mentre a metà febbraio partirà la ristrutturazione totale dei servizi igienici. Ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra pochissimo con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Torna in campo il Palermo, che oggi pomeriggio al Barbera affronterà il Modena. Per i rosanero si ferma Lucioni, in avanti Corini si affiderà al tridente Insigne, Brunori e Di Francesco. Sentiamo Marco Gullà. Voglio una squadra arrabbiata dopo la sconfitta con il Cittadella, voglio carattere. Eugenio Corini carica il Palermo in vista del match di oggi pomeriggio al Barbera contro il Modena. Si ferma però ancora Lucioni, che sembrava pronto al rientro e che invece ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori anche per altre partite. Una grossa perdita per i rosanero, che dovranno fare a meno del suo leader difensivo. E già tra i convocati invece il centrocampista Ranocchia, acquistato dalla Juventus. Al di là delle assenze, il Palermo oggi non può sbagliare. Questa squadra deve crescere, deve sentirsi una responsabilità diversa, dobbiamo migliorare, non possiamo accontentarci, abbiamo 18 partite, il tempo passa, la classifica fortunatamente è corta, ma chi ha tempo non aspetta tempo e non possiamo permetterci di perderne ancora, e di conseguenza ho bisogno di giocatori che siano convinti, coesi e che spingono con una mentalità forte, perché penso che questa squadra abbia dei margini importanti di crescita e ho bisogno di giocatori che spingono in una direzione importante. Non posso più uscire come da Cittadella con una percezione di qualcosa che dici: sai che è qualcosa, ma non posso accontentarmi di qualcosa. Occorre la vittoria ai rosanero, che in avanti si affideranno al tridente formato da Insigne, Brunori e Di Francesco. Koulibaly è rientrato in gruppo a metà settimana, ha buone chance di giocare dal primo minuto, ma la candidatura di Ranocchia è forte e potrebbe essere utilizzato anche per uno spezzone di partita. Un'alternativa è la conferma di Henderson. In difesa Del Ciauro prenderà il posto dell'infortunato Lucioni. Fischio d'inizio alle 16:15. Il Catania oggi a Picerno, in Basilicata, va a caccia di un risultato importante in campionato in vista della Coppa Italia. Lucarelli insiste sul sistema che ha dato i suoi frutti con il Brindisi. Marco Carli. Picerno, la prima di due trasferte importanti per il futuro. Quella di Rimini fra 5 giorni in Coppa assume un peso significativo, ma anche la gara con i lucani di oggi ha un valore se si vuole dare una continuità diversa al campionato. Temperatura attorno allo 0 al piccolo stadio Curcio. Questo attende gli etnei per il match contro la rivelazione del torneo, che schiera insieme agli altri il capocannoniere del girone Jacopo Murano e che, come detto da Lucarelli, è espressione di un club che programma bene e di un allenatore di qualità. Ma il tecnico degli etnei sa che il momento è decisivo, anche perché bisogna fare in fretta per inserire i nuovi e per dare un senso diverso alla stagione. Questi saranno 5 mesi decisivi, nel quale ho detto: ragazzi, noi dovremo cercare di fare in 10 giorni quello che le altre squadre hanno fatto in 6 mesi, e ce la possiamo fare. Il Catania è pronto a ribadire il tridente offensivo e Lucarelli vuole la stessa prestazione vista con il Brindisi, al netto della differenza fra i pugliesi e il Picerno. Rossazzurri in cerca di conferme. Picerno-Catania sarà come sempre seguita da Telecolor, diretta a partire dalle 15:45 con le formazioni ufficiali, i collegamenti dallo stadio e i commenti da studio. Alla fine, come sempre, le interviste ai protagonisti in campo.
Domani pomeriggio il Messina ospita al Francoscoglio il Taranto. L'obiettivo è dare seguito alla vittoria di Caserta per allontanarsi dalla zona play-out. Problemi di formazione per Modica, adesso ci dice tutto Sergio Colosi. Ci sono partite che vanno oltre il risultato seppur fondamentale e alle quali si chiedono risposte, certezze e continuità. La gara del Messina contro il Taranto risponde a questa logica in quanto la squadra di Modica alterna le sue prestazioni con continui alti e bassi. La punta massima stagionale domenica scorsa nella vittoria di Caserta e ora si attende la verifica contro i rossoblu pugliesi, sesta forza del campionato allenati dall'ex Ezio Capuano, poco amato a queste latitudini e in tribuna per squalifica. 15 punti di differenza tra le due squadre si sono visti tutti nell'incontro d'andata, vinto 2-0 dal Taranto, ma questa volta il Messina arriva all'appuntamento con entusiasmo e qualche certezza in più, complice una classifica che per la prima volta quest'anno recita +2 sui play-out. Modica è costretto ad inventarsi soluzioni a centrocampo, dove Franco è squalificato, Firenze reduce da febbre e Frisenna non al meglio. Disponibili Ortisi e Scafetta, convocato l'ultimo acquisto Marco Civilleri ex Licata e Taranto, precedenti favorevoli ai padroni di casa, con 18 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta in Sicilia. Bene, per questa edizione è tutto, io adesso vi lascio alla rassegna stampa curata dalla collega Manuela Corsi. Prossimo appuntamento con il telegiornale di Antenna Sicilia con TG Sicilia alle 13:30. Per il momento è tutto da parte mia, arrivederci, buon proseguimento di giornata. Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Mio figlio ucciso e quello è a casa, rabbia e dolore nelle parole della madre di Francesco Bacchi alla fiaccolata antiviolenza organizzata a Partinico. Sul palco anche le mamme delle ultime vittime delle risse scoppiate in zona. Sanità, nomine dei manager entro fine mese. Lo conferma il presidente della regione Renato Schifani, anche se nella maggioranza non c'è ancora un accordo. Ancora appelli per evitare il flop di Agrigento, capitale della cultura 2025, la preoccupazione dello scrittore agrigentino Matteo Collura, si cerchi almeno di farla diventare una città normale. Clima quasi primaverile in Sicilia, nella fascia ionica massime mai così alte dal 2002, ma l'inverno non è finito, la colonnina di mercurio tornerà a scendere. Intanto ad Agrigento, ai piedi del Tempio della Concordia, sono sbocciati i primi mandorli. Prosegue la processione del velo di Sant'Agata, patrona di Catania. Questa mattina la reliquia è stata accolta all'alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi. Calcio, Picerno-Catania, rischio rinvio per neve. Spalatori in azione da ore sul terreno di gioco del Donato Curcio per garantire il regolare svolgimento della gara. In Serie B il Palermo cerca il riscatto contro il Modena. La squadra di Corini ha bisogno della vittoria per non perdere contatto con le prime della classe. Mio figlio ucciso e quello a casa. Le avete sentite le parole strazianti della madre di Francesco Bacchi, ucciso davanti ad una discoteca di Balestrate durante la fiaccolata antiviolenza organizzata ieri a Partinico. Sul palco anche le mamme delle ultime vittime delle risse scoppiate in zona. Rabbia dei partecipanti contro la decisione del tribunale di concedere i domiciliari al giovane accusato dell'omicidio. Sentiamo Marco Gullà. Possiamo essere vittima di incidenti stradali, ok? Sono stata anche vittima di questo e l'ho superato come figlia perché ho dato una giustificazione, una spiegazione, una rassegnazione. Ho avuto anche 3 di malattie in famiglia, le ho accettate le malattie perché non le ho decise io. Ma questa no! Mio figlio è stato ucciso e quello a casa! No! Non lo posso accettare!
Lei è la mamma di Francesco Bacchi, il giovane ucciso nei pressi della discoteca Medusa a Balestrate la notte tra sabato e domenica. Parenti, amici e cittadini dei comuni del circondario si sono riuniti in piazza Partinico per un momento di riflessione. Una fiaccolata per dire basta alla violenza. La giornata di oggi spero serva e sia servita a fare una riflessione profonda per capire le ragioni che ci hanno portato a questo fallimento. Lacrime, commozione, a prendere la parola sono state le mamme, come quella di Paolo La Rosa, ucciso anche lui anni fa. Se di pace, di conforto e di rassegnazione dobbiamo parlare, questi passano anche per i canali della giustizia ed è quella che ci deve venire incontro, no contro! Perché mio figlio è stato ucciso per difendere un amico! Un amico! L'ho cresciuto con i sani valori, mio figlio! Era troppo buono! Non posso accettarlo questo dolore io! Se qualcuno davanti a voi fa qualcosa, non li provocate, andate via! Non siete codardi se andate via! Siete rispettosi della vostra vita e di quel... E adesso parliamo della sanità siciliana. Circolano i primi nomi per la scelta dei nuovi manager. Le nomine dovranno arrivare entro fine mese, lo conferma il presidente della regione Renato Schifani, ma nella maggioranza non c'è ancora un accordo. Unica certezza è la rosa dei nomi tra cui scegliere. Manlio Viola. 10 giorni per scegliere i vertici della sanità siciliana. Il percorso è ormai avviato e il presidente della regione non intende andare oltre la fine del mese. Già una volta è stato costretto a rinviare la scelta per la troppa litigiosità della maggioranza. Schifani è cosciente delle tensioni del centrodestra e per questo intende chiedere ai partiti una rosa di nomi. Sul piatto ci sono i 65 usciti dalla selezione degli idonei fatti in assessorate e i 27 uscenti. Per la scelta tutto dipenderà dalle insistenze di Fratelli d'Italia, che chiede la pattuglia più nutrita e soprattutto chiede i posti più prestigiosi e quelli dove ci saranno da gestire la maggior fetta delle risorse PNRR da qui al 2026. Ma dentro Forza Italia ci sono pezzi da 90 che puntano ad avere la propria fetta. E così si parla di una nomina anche per Salvatore Iacolino, attuale dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale alla Salute, che potrebbe lasciare i ranghi regionali per tornare all'ASP di Palermo, che ha già guidato diversi anni fa. Ma sul piatto potrebbe esserci anche un ritorno invece al Policlinico di Palermo, dove è stato commissario, o un'azienda ospedaliera di primo piano. Conferma con spostamento invece per l'attuale manager di Palermo Daniela Faraoni, che potrebbe prendere l'autostrada e spostarsi a Catania. In terra etnea in prima linea ci sono nomi come Giampiero Bonaccorsi e Salvatore Lucio Ficarra. Quest'ultimo si sposterebbe dall'ASP di Siracusa. Sull'asse Palermo-Catania, ma in direzione opposta verso Palermo, potrebbe viaggiare anche Fabrizio De Nicola. Pochi rumors e non molto attendibili per Trapani, dove potrebbe sbarcare con promozione Marzia Furneri, che da direttore sanitario diventerebbe manager. In ballo anche qualche conferma, ma anche tensione, soprattutto nella Sicilia centrale. Contese sono le ASP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Lì ci sono due partite nelle partite. Da un lato i fondi del PNRR, che nella Sicilia centrale sono consistenti, dall'altro le richieste dei cosiddetti partiti minori della coalizione, a iniziare dalla DC di Cuffaro, che però trova resistenza negli amici dell'MPA. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di ieri del presidente Schifani. Nel raccontare un anno di governo, contestano i 5 Stelle, sembrava che il presidente non parlasse della Sicilia. Non basta una conferenza stampa a cambiare una realtà che resta disastrosa. E si moltiplicano gli appelli per evitare il flop di Agrigento Capitale della Cultura 2025. A meno di un anno, infatti, l'organizzazione è in grave ritardo. La preoccupazione anche dello scrittore agrigentino Matteo Collura, che dice si cerchi almeno di farla diventare una città normale. Lorena Dolci. Il conto alla rovescia è già iniziato. Fra poco meno di un anno Agrigento diventerà capitale della cultura, ma da quel 31 marzo scorso, giorno della proclamazione, tutto è fermo. Anche lo scrittore Matteo Collura, agrigentino trapiantato da decenni a Milano, ha gioito per l'investitura della sua città, ma adesso cresce la preoccupazione. Una preoccupazione mi sembra molto fondata, visto che ormai manca circa un anno e non credo che si sia fatto molto per rendere la città degna di essere non capitale nazionale della cultura, ma una città normale. Una città normale è quella dotata di servizi pubblici, di infrastrutture all'altezza di un evento di questa portata. Le stime parlano di 500.000 di visitatori. La Valle dei Templi non può da sola
fare Agrigento capitale della cultura, ci vuole dell'altro. La città che si appresta a essere capitale nazionale della cultura non ha un albergo in centro, è una città difficile da raggiungere e che è dal punto di vista urbanistico molto frammentata, frazionata, con servizi pubblici inesistenti, e questo lascio immaginare che cosa può provocare. Gli imprenditori denunciano anche che gli appalti per 150 milioni sono bloccati, mentre la politica ritarda il varo dello statuto della fondazione che dovrebbe gestire i progetti. Mi appello al buonsenso, i miracoli non li possono fare naturalmente né gli amministratori né chiunque altro. Ecco, io direi di fare quello che è possibile, cercando di avere come interesse principale, come obiettivo unico, il bene della città. E parliamo adesso di questo caldo inverno. In Sicilia c'è un clima quasi primaverile. Nella fascia ionica sono stati superati i record di temperature massime mai così alte dal 2002. Ma l'inverno però non è ancora finito, dicono gli esperti. Infatti la colonnina di mercurio tornerà a scendere. Sentiamo Francesca Loi. Ci avevamo sperato, ma l'inverno non è ancora finito. In settimana la Sicilia sembrava di essere entrata in primavera. Più di 25 i gradi registrati a Siracusa, con le stazioni SIAS che nella fascia ionica hanno battuto il record di gennaio 2002. Ma dopo sole e caldo, ecco che torna lui, il freddo. Rispetto ai giorni scorsi ci attendiamo anche fino a 10-15 gradi in meno nella giornata di domenica. Probabili deboli gelate tra lunedì e martedì, poi da mercoledì le temperature dovrebbero tendere a rialzarsi. Le temperature sia massime che minime quindi torneranno a scendere e così saranno ancora necessari giubbotti, sciarpe e cappelli per qualche giorno messi da parte. Sali e scendi dal caldo al freddo che non fa bene nemmeno alla salute. Sono tipici delle aree mediterranee, certo è che il cambiamento climatico tende ad estremizzare. Secondo gli esperti, comunque freddo a parte, nei prossimi giorni l'ombrello potrebbe servire poco e sull'Etna c'è lei, la neve, che ci ricorda che l'inverno non è ancora finito. E intanto il clima mite di questi ultimi giorni ci regala uno spettacolo della natura in anticipo. Nella Valle dei Templi, infatti, il mandorlo è già in fiore. Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, si rinnova anche quest'anno il fenomeno naturale della fioritura precoce del mandorlo. Le distese tra i templi greci si imbiancano quasi come se fossero fiocchi di neve e il fiore annuncia e testimonia l'avvento della primavera, altrettanto precoce dove altrove è ancora inverno grigio e freddo. Ecco perché dal rito dei contadini che festeggiavano la fioritura del mandorlo e l'inizio della stagione propizia per l'agricoltura è nata la sagra del mandorlo in fiore, evento internazionale che da decenni caratterizza l'attuale periodo ad Agrigento. A raccontarlo parrebbe incredibile, ma le immagini appena registrate testimoniano quanto di insolito e stupefacente avviene nella più bella città dei mortali, come la definì Pindaro, e dove ogni anno, come testimoniato dallo stacco dei biglietti di accesso alla Valle dei Templi, affluiscono 1 milione di turisti da ogni parte del mondo. I boccioli dei mandorli fioriscono in un'esplosione di bianco e rosa chiaro intorno alla prescelta capitale italiana della cultura 2025, sollevando ottimismo ed entusiasmo verso l'atteso evento. I fiori sui rami sono un inno alla vita, ai piedi del Tempio della Concordia, assurto a simbolo della pace tra i popoli. Non a caso, infatti, durante la saga del mandorlo in fiore, l'appuntamento più di rilievo è l'accensione del tripode dell'amicizia innanzi al Tempio, dove le fiaccole dei gruppi folk dei 5 continenti si fondono in un unico braciere tra i mandorli in fiore. E parliamo invece adesso di Catania. La processione del velo di Sant'Agata tocca oggi l'Istituto Professionale Alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi, tra l'emozione di dirigente e studenti. Simona Mazzone. Tra chiese, monasteri, ospedali, carceri, scuole, torna in mezzo la gente. Come da tradizione all'inizio delle celebrazioni agatine si ripete la processione del velo di Sant'Agata, conservato nella cattedrale di Catania in uno scrigno d'argento insieme ad altre reliquie della giovane martire. Questo è l'Istituto Professionale Alberghiero Rocco Chinnici di Nicolosi, dove la reliquia ha proseguito il suo percorso tra i fedeli, accolta con grande entusiasmo dal dirigente scolastico Salvatore Di Stefano, insieme a
giovani studenti, genitori e personale scolastico. Nel corso della mattinata si è parlato con il parroco della cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, della grande devozione per la Santa da parte di una città in attesa. Il velo ha un grande valore sacro e simbolico. I catanesi lo associano al miracolo che salvò la città dalla lava dell'Etna. Sarà portato insieme al fercolo nella lunga processione durante la festa di Sant'Agata. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco il calcio, parleremo di Palermo-Modena, ma soprattutto di questa trasferta della Catania a rischio per la neve. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, apriamo la nostra pagina sportiva parlando di calcio. Torna in campo il Palermo in Serie B che oggi pomeriggio al Barbera affronterà il Modena. Per il rosanero si ferma Lucioni, in avanti Corini, si affiderà al tridente Insigne, Brunori e Di Francesco. Marco Gullà. Voglio una squadra arrabbiata dopo la sconfitta con il Cittadella, voglio carattere. Eugenio Corini carica il Palermo in vista del match di oggi pomeriggio al Barbera contro il Modena. Si ferma però ancora Lucioni che sembrava pronto al rientro e che invece ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori anche per altre partite. Una grossa perdita per i rosanero che dovranno fare a meno del suo leader difensivo. E già tra i convocati invece il centrocampista Ranocchia acquistato dalla Juventus. Al di là delle assenze, il Palermo oggi non può sbagliare. Questa squadra deve crescere, deve sentirsi una responsabilità diversa, dobbiamo migliorare, non possiamo accontentarci, abbiamo 18 partite, il tempo passa, la classifica fortunatamente è corta, ma chi ha tempo non aspetta tempo e non possiamo permetterci di perderne ancora e di conseguenza ho bisogno di giocatori che siano convinti, coesi e che spingono con una mentalità forte, perché penso che questa squadra abbia dei margini importanti di crescita e ho bisogno di giocatori che spingono in una direzione importante. Non posso più uscire come da Cittadella con una percezione di qualcosa che dici sai che è qualcosa ma non posso accontentarmi di qualcosa. Occorre la vittoria e i rosanero che in avanti si affideranno al tridente formato da Insigne, Brunori e Di Francesco. Koulibaly è rientrato in gruppo a metà settimana, ha buone chance di giocare dal primo minuto, ma la candidatura di Ranocchia è forte e potrebbe essere utilizzato anche per uno spezzone di partita. Un'alternativa è la conferma di Henderson. In difesa Nedelciauro prenderà il posto dell'infortunato Lucioni. Fischio d'inizio alle 16:15. Alle 16:15 di oggi è previsto il fischio d'inizio anche di Picerno-Catania, una partita a rischio per una abbondante nevicata. Noi ci colleghiamo con Marco Carli che ci dà tutte le ultime notizie appunto su questo match. A te Marco. Buongiorno, dicevi bene Emanuela, sarebbe prevista la partita alle 16:15 fra Picerno, secondo in classifica, e il Catania, però come vedete nevica fortissimo. Noi siamo nell'Appennino Lucano, proprio a pochissimi minuti da Picerno, dove appunto si dovrebbe tenere la partita fra poco più di 2 ore. La situazione in questo momento al campo, il Donato Curcio di Picerno stanno provando a spalare la neve, nevica in questa zona da circa 7 ore. La neve viene spalata tramite pali e badile, i badili non si possono utilizzare mezzi pesanti tipo le ruspe perché il campo del Curcio è in sintetico, per cui in questo momento 20 operatori stanno provando a spalare la neve, ma è difficile l'operazione perché appena viene spalata la neve poi ovviamente si ricrea, perché come vedete sta continuando a nevicare. Il Catania si trova in ritiro a pochi minuti da qui, ovviamente raggiungerà lo stadio con tutti i 21 convocati, così come gli arbitri che arriveranno attorno alle 14:30 allo stadio per verificare qual è la situazione. Chiaramente se la situazione sarà quella che vi abbiamo raccontato fino ad ora e che andremo a verificare fra pochissimo proprio allo stadio Donato Curcio, sarà molto difficile, per non dire impossibile, giocare questo incontro. Ricordiamo inoltre che il Catania mercoledì sarà impegnato in Coppa Italia a Rimini, per cui anche
impossibile pensare a un posticipo di 24 ore della partita. Credo che sia superfluo dare un'ipotesi di formazione del Catania, ma probabilmente si dovrebbe giocare ancora con il tridente, con Di Carmine davanti insieme a Costantino, ma ovviamente dicevo è un po' superfluo parlare di formazione in questo momento, perché la situazione è quella che vedete, quella che possiamo anche inquadrare alle mie spalle. Vedete un po' una situazione proprio invernale, diciamo natalizia, che difficilmente viviamo a casa nostra, ma che abbiamo trovato qui a Picerno. Per ora è tutto da qui, da Picerno, e ci riaggiorniamo con le prossime edizioni dei nostri telegiornali. A te, Emanuela. Grazie Marco, seguiremo gli sviluppi naturalmente con i prossimi collegamenti. Intanto, sempre per quanto riguarda la Serie C, domani sarà la volta del Messina che ospiterà al Francoscoglio il Taranto. L'obiettivo è dare seguito alla vittoria di Caserta per allontanarsi dalla zona play-out. Problemi di formazione per Modica. Sergio Colosi. Ci sono partite che vanno oltre il risultato seppur fondamentale e alle quali si chiedono risposte, certezze e continuità. La gara del Messina contro il Taranto risponde a questa logica, in quanto la squadra di Modica alterna le sue prestazioni con continui alti e bassi. La punta massima stagionale domenica scorsa nella vittoria di Caserta, e ora si attende la verifica contro i rossoblu pugliesi, sesta forza del campionato, allenati dall'ex Ezio Capuano, poco amato a queste latitudini e in tribuna per squalifica. 15 punti di differenza tra le due squadre si sono visti tutti nell'incontro d'andata, vinto 2-0 dal Taranto, ma questa volta il Messina arriva all'appuntamento con entusiasmo e qualche certezza in più, complice una classifica che per la prima volta quest'anno recita +2 sui play-out. Modica è costretto ad inventarsi soluzioni a centrocampo, dove Franco è squalificato, Firenze reduce da febbre e Frisenna non al meglio. Disponibili Ortisi e Scafetta, convocato l'ultimo acquisto Marco Civilleri ex Licata e Taranto, precedenti favorevoli ai padroni di casa, con 18 successi, 4 pareggi e una sola sconfitta in Sicilia. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. Questa edizione del TG Sicilia termina qui, vi ricordo il prossimo appuntamento questa sera alle 20, un buon proseguimento a tutti voi.